dopo i 50 anni non c'è solo il lavoratore dipendente, operaio, impiegato che trova difficoltà a lavorare, è quasi impossibile che un dirigente di 55 anni, di 60 anni, che non può andare in pensione, ritrovi un lavoro come dipendente. La crisi colpisce duro e nessuna figura professionale, anche la più qualificata, sembra esserne immune. Nel 2012 in provincia di Treviso hanno perso il lavoro oltre 150 manager, quasi 1000 in Veneto, e nei primi 6 mesi del 2013 il trend è ulteriormente peggiorato, una sessantina i dirigenti rimasti a casa nella Marca, uno ogni 2 giorni, e reinserirsi nel mondo del lavoro è sempre più difficile, se non impossibile, soprattutto se si mira ad un'assunzione con lo stesso ruolo ed inquadramento economico. Una delle possibilità di reazione è che i dirigenti trovino un lavoro nelle piccole aziende per operare in progetti specifici. Dalle multinazionali alle piccole imprese, per aiutarle a non chiudere o a riqualificarsi con una figura professionale che difficilmente l'azienda del commercio, turismo o servizi potrebbe permettersi. In quest'ottica è stato avviato un progetto di collaborazione tra Ascom e Manager Italia. L'obiettivo è quello evidentemente di far crescere un settore che oggi è in estrema difficoltà, devo dire al quale spesso non mancano delle idee, buone idee, che rischiano però di stare nel cassetto perché all'interno delle aziende molto piccole non ci sono le professionalità per comprendere se quell'idea è realizzabile. Grazie all'accordo tra le associazioni di categoria i costi per le imprese sono ridotti al minimo. Tenere fondamentalmente il costo dei dirigenti diciamo calmierato grazie all'ente bilaterale. Diciamo, con uno slogan diciamo che si può avere un dirigente al costo di un apprendista.